È domenica. Domenica che numero è oggi? Saluta anche tu perché ecco. No, è domenica 9 sì, di aprile. Stiamo andando in baita a pranzare e io sonno. È ufficiale, ve lo dico anche qua, non mi piacciono i capelli così corti. È ufficiale, non vedo l'ora che ricrescano tra un mesetto, saranno più o meno alla lunghezza che voglio io. 2 mesi, dai. Perché l'ultima volta che sono andata a tagliare i capelli era a febbraio, per cui ci sono stati 2 mesi a crescere come li volevo io, poi alla fine. Vabbè, gli abbiamo dato una spuntata. Tu vedo te li faccio io, grazie. Sì, ve li fa lui, grazie. No, a lui li ho tagliati io i capelli, Non lo sapete, ma glieli ho tagliati io, adesso sono già cresciuti. Li avevo fatti corti col rasoio. Solo che non è facile usare il rasoio, perché se sbagli un attimo l'inclinazione magari tagli un po' di più e quindi bisogna cercare sempre di tenerlo nella stessa posizione. Sì, però sei tu che vai in giro con i capelli mezzi per solito. Vabbè. E quindi niente. Inizio il weekly vlog di domenica. Riflettevo su una cosa. Stavo guardando il bosco e ho detto io non vedo alberi, vedo legna. È vero, ce n'è tantissima, poi tutti i rami spezzati, quella è tutta legna, Poi va benissimo per accendere il fuoco, i rametti quelli fini vanno bene. Io penso alla legna invece che agli alberi. Buongiorno, allergia in corso, la mattina è traumatica per quanto riguarda l'allergia, perché mi sveglio con gli occhi gonfi e poi durante il giorno, ma sì, va meglio, però ho gli occhi gonfi oggi e mi bruciano, eccetera. Allora, sono pronta, mi sono vestita, non ho niente di che addosso, adesso vi faccio vedere. Ho messo dei leggings che però sono un po' trasparenti, quindi non so, perché di solito sotto questi qua, siccome mi erano piccoli, mi erano un po' troppo stretti, mettevo i leggings, quelli della Nivea, quelli tonificanti, rassodanti. Però mi sono un pochino sgonfiata, li ho provati senza e stanno perfetti. Sono forse leggermente stretti, ma sono giusti, diciamo. Per ovviare a questo problema, intanto ho una maglia che mi copre abbastanza dietro e poi mi metto su questa che copre, anche perché non è caldissimo di fuori adesso. E niente, questo è come sono vestita, quindi i leggings, questi qua, che stanno da jeans, invece non sono jeans, e niente, canottiera solita, che è un po' lunga, questa maglia qua anche è lunga e quindi va benissimo. It's ok, e vado a pagare l'assicurazione della macchina. Sì, vado a spendere un po' di soldi. E quest'anno a settembre farà 20 anni la mia macchina. Quindi, sì dai, ci può stare così. Aspettate che mi guardo il... Ma sì, perfetto, andiamo via. Ma sì,
penso possa andare bene questo look. C'ho anche i brufoli, c'è uno sfogo perché in sto periodo sto mangiando non benissimo, cioè più che altro sto mangiando cose alle quali sono intollerante. Ciao! Madonna, come sei bella! E sì, così bella! Gnoccola! Che bella! Come lunedì scorso ho sulla tinta, ma non mi faccio vedere perché ho gli occhiali, quegli altri che mi stanno malissimo, quelli vecchi, quindi no, assolutamente. Sapete cosa faccio? Mi accendo un attimo questo e devo cambiare mano. Vabbè, forse no, cambio mano perché non ci riesco, altrimenti c'è Pepe che è curioso quando faccio queste cose. Ok. Pepe! Ciao, dove hai messo il gioco nuovo? Io ho portato un giochino nuovo che mi ha dato mia mamma prima su a casa. Mi ha dato i puffi e sono quelli che davano al Lidl, no Eurospin, scusate, al Lidl. I puffi, dov'è l'altro? Eccolo qua. Ecco, questi. È sempre con la ventosa. Ecco. Però non so dove l'ha messo, questo è un altro. Lui diventa matto. Anche Panna lo adora. Questo è il tempo di oggi, è caldissimo. L'erba sta diventando verde con molta calma, però beh, è caldo, bello oggi. Un aereo. Che bello. Buongiorno. Ho la bocca strana, vabbè. Niente, altro dente tolto ieri era lunedì, oggi è martedì e vado al lavoro. Non era previsto, solo che c'è stato un cambiamento, quindi andrò oggi e andrò giovedì a lavorare. Adesso faccio colazione. Ho avuto male qui a questo dente qua, ieri sera. Avevo male proprio, adesso sì, devo fare la colazione. Avevo male proprio qua sotto, infatti sono un po' gonfia. Strano perché ci ha messo un attimo a toglierlo, però ho avuto male e niente. No, oggi no. Vabbè, passerà anche questo. E fino all'8 maggio non devo più andare dal dentista. C'ho un buco enorme, non ve lo faccio vedere perché è brutto, anche perché l'ho appena tolto ieri, quindi non è una bella visione. E cos'altro? E niente. E poi devo andare via perché è già quasi ora e quindi devo darmi una mossa. Ciao, oggi è mercoledì, io sono a casa. Vi ho detto che lavorerò domani e oggi ho saputo che lavorerò anche sabato e niente, insomma l'ho saputo in anticipo, quindi va benissimo. Ho riscontrato un problema con il dente ricostruito, cioè, me ne sono accorta oggi perché non masticavo di qua, da quando me l'hanno rifatto. Prima che avevo la pasta provvisoria non potevo masticare, se no si rompeva il dente, c'era il rischio che si rompesse il dente. Dopo aver fatto la ricostruzione anche non masticavo di qua, perché ormai ero abituata a masticare qua e quindi non ho più masticato da questa parte, quindi a sinistra. Poi mi hanno tolto il dente qui e quindi non ho più potuto masticare per forza, e adesso che mi è stato tolto questo qua sotto, che c'è, ecco, si vede il buco. Oggi ho provato a mangiare una brioche per colazione perché l'ho tolto l'altro ieri ho mangiato liquido praticamente, e oggi ho detto provo a mangiare qualcosa di un po' più solido ma di morbido, quindi ho provato a masticare una brioche da questa parte, quindi dove ho il dente ricostruito, e ahimè mi fa male il dente, quindi probabilmente niente, oggi chiamo, venerdì devo portare mia nonna giù dal dentista e quindi mi faccio dare un'occhiata. Poi sto facendo la pappa e qui ho il sugo con i gamberetti, poi vabbè c'è la pasta che sta cuocendo e ho fatto il pane oggi, dopo tanto ho rifatto il pane. Ho dovuto mettere il flash, scusate, ma se no non si vede niente. Eccolo qua il mio pane.
che morbido, prima era più duro, ho detto non posso mangiare neanche questo pane, invece è un po' più morbido adesso. Ok, l'ho messo sotto sopra perché deve sfreddarsi, quindi ho fatto il mio pane di nuovo, perché non volevo andare a comprarlo, quindi ho detto, visto che sono a casa, mi metto a fare la casalinga vera. E poi questa mattina ho anche fatto fuoco, subito, perché è venuta mia nonna con Leonardo, il cuginetto, che adesso ha 1 anno e allora marzo, aprile, 1 anno e 2 mesi, e quindi ho fatto fuoco perché ci fosse un attimo più caldo in casa. Infatti si sta bene, si sta benissimo. Adesso chiudo il forno perché basta, è caldo e quindi posso chiudere. Pipo e Leonardo adora Panna. Panna si fa avvicinare, è l'unica gatta che si fa avvicinare, gli altri 2 no, scappano se c'è qualcuno di estraneo, invece lei si è fatta avvicinare e lui tutto contento che la toccava, solo che Panna non è abituata ai bambini piccoli e quindi quando urlava prendeva paura, ma è normale. Poi l'ho messo qua sul letto e con Panna era contentissimo. Va bene, adesso Pipo vuole le coccole, non so perché, ma vuole tante coccole. Pomeriggio vado via con mia mamma, andiamo un attimo all'Eurospin. E ieri mi è arrivata una cover per l'iPhone, una di quelle per mettere l'iPhone sott'acqua, perché sì, è idrorepellente, ma non è, cioè non si può usare sott'acqua questo iPhone, quindi se ci cade l'acqua sopra non succede niente, ma non è subacqueo, diciamo. Ecco, è arrivata anche Panna nel frattempo, la coccolona di casa, vero? È la principessa. E basta, adesso aspetto che finisca di cuocere la pasta, poi la scolo, chiudo il forno perché è pronto, si può chiudere. C'ho le S tutte strane adesso perché mi mancano tutti questi denti e quindi ho la S strana, tanto pronunciata. Cioè non oso pensare quando metterò l'apparecchio sopra, perché sopra avrò, ve l'ho detto, avrò un filo che passerà anche sul palato, quindi da una parte all'altra, e quindi mi fa un po' pensiero perché penso non riuscirò né a mangiare né a parlare per un bel po'. Buongiorno, oggi è venerdì e sono pronta per andare a lavorare. E Pepe è corso qua perché lui deve venire con me, ogni mattina deve uscire con me, ma non può uscire, poverino. Va bene, dai, vado al lavoro e mi sa che finirò anche presto oggi, quindi andiamo con grinta. Vado con grinta a lavorare. Buongiorno, oggi è venerdì, ultimo giorno del weekly e vado dal dentista, sì. E niente, mi tocca andare perché appunto sì, è veramente fastidioso questo dente. Ieri sono stata a Belluno, anche ieri pomeriggio, ma siamo stati io, mia mamma e mia nonna in ospedale perché mia nonna ha fatto un esame e quindi siamo andate tutte insieme. Odio la corrente d'aria che c'è sempre negli ospedali, cioè tu entri negli ospedali e ti ammali. E basta, mi sono preparata tutto, vado a prendere mia nonna a casa e partiamo per Belluno. E niente, noi ci vediamo dopo. Sulla chiave della macchina ho attaccato il mio portachiavi, questo qua a biscotto. Ho messo anche lo smalto in estrema velocità, è quello trasparente, semplicemente per avere le unghie un attimino un po' più curate, e ho messo questo. E niente, poi io lavorerò anche domenica. Ieri sera ho avuto la notizia, quindi lavorerò domani, domenica, e poi non lo so, forse martedì e mercoledì, non lo so. I giorni della prossima settimana sono ancora in punto di domanda, insomma. Eccomi qua, è l'una, in realtà sono arrivata a casa prestissimo perché oggi è stato veramente puntuale il dentista e siamo entrate proprio all'ora giusta. E siamo arrivate un po' prima, decisamente, però siamo entrate giuste, quindi abbiamo finito presto e quindi a 12:15 eravamo a casa praticamente, perché non ci siamo fermate in negozi, e il viaggio è andato benissimo con la mia macchina, ma io sapevo che andava bene.
non mi fido della mia macchina. E questo è tutto. Adesso sono qua dai miei, come potete ben vedere, e ho sistemato la faccenda no, non è sistemato, diciamo che c'è un'infiammazione, quindi non è quel dente là in sé, però tra i due denti c'è un'infiammazione sulla gengiva, tra il dente rifatto e il mio dente, e che mi dà problemi, mi fa male, no? E quindi devo cercare di tenere il più pulito possibile, e quasi quasi evito di masticare proprio di qua, perché se mi va dentro sempre roba, qualcosa ci andrà lo stesso. Però è tutto a posto, insomma. Mia nonna gli ha messo su i denti, quelli di qua, quelli finti provvisori, ma io vi dico una cosa, sembrano veri, cioè se voi la vedete non ve ne accorgete che sono denti finti, sono una meraviglia, veramente io sono rimasta, sembrano veri, cioè la tecnologia è andata veramente avanti, e belli, veramente belli. E l'8 maggio tornerò e sì, devo fare altre cure ai denti, quindi cioè, sapevo che c'era qualcos'altro da fare, infatti oggi gli ho chiesto e sì, effettivamente ci sono da curare tanti altri denti, mi fa ce n'è da fare, infatti lo so, però tanto l'8 mi prendono solo le impronte per l'apparecchio e mi faccio limare ancora un pochino questo dente ricostruito perché lo sento ancora un po' troppo presente, ecco. Quindi me lo faccio limare un attimino prima di far prendere le impronte e basta. Quindi questo è quanto, e quindi l'8 maggio si ritorna, a meno che non abbia problemi ancora con la gengiva, però non credo, se sto un minimo attenta. Eccomi qua dopo qualche ora, sono esattamente quasi le 5, meno 10 alle 5, e alla fine ho pulito casa e ho anche pulito il bagno, perché era veramente un disastro, perché ho le ciabatte, adesso le ho messe a lavare, ma le ciabatte, quelle che uso, hanno la suola sotto in plastica, sicché quando c'è un po', si sporcano ovviamente, quando c'è bagnato in bagno lasciano giù tutto lo sporco. E infatti io preferisco per questa casa, per questi pavimenti, usare ciabatte con il fondo di stoffa, perché con la suola di stoffa, perché almeno non mi sporcano così. E vabbè, ho pulito perché il pavimento era veramente un disastro e ho disinfettato tutto. E adesso è tutto bello lindo, ho cambiato anche il tappeto e io ho acceso il fuoco. Poi cos'altro? Vi ho aggiornato del dentista, quindi non vi devo dire nient'altro. La prossima settimana non so se registrerò qualcosa, adesso vediamo. Prima di chiudere, oggi è uscito il video sul pulizia del forno. Infatti volevo rispondere. Come metodo io vi volevo mettere una scritta in sovraimpressione, però ormai l'avevo mandato, ce l'avevo caricato e quindi è rimasto così il video, ma non lo consiglio come metodo, soprattutto perché quella poltiglia lì che andiamo a spalmare, che si va a spalmare dentro, si infila in tutti i buchi possibili e poi quando andate a selezionare la funzione di forno ventilato parte tutta la polvere di bicarbonato e va ovunque. Quindi io sto ancora pulendo il forno, l'ho usato diverse volte, però lo sto continuando a ripulire perché quella polverina si è ficcata ovunque. E quindi ecco, io lo sconsiglio come metodo, l'ho visto fare tante volte e quindi ho detto perché non provo anch'io a farne un video a testare questo metodo. Ok, test fallito perché veramente non ve lo consiglio, quindi io il video l'ho fatto, l'ho messo online, ma non lo consiglio. Detto, precisata questa cosa, posso chiudere questo video e adesso non ho più neanche male, che bello. No, non ho più male, quindi sono contenta. Ho appena fatto un po' di merenda, però ho ancora un po' di fame, quindi boh, mi berrò qualcosa più che mangiare, meglio bere. Ve lo dico subito, non ho registrato niente per la prossima settimana. Anche questo, se non vedete video il lunedì, il mercoledì e il venerdì, sapete che cioè non vi preoccupate, io ci sono, ma non li ho proprio registrati. E quindi sarà, penso, una settimana di pausa. Deciderò in questi giorni. Specificate tutte queste cose, io vi saluto e vi aspetto al prossimo video come sempre. Ciao ciao!